Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa puntata dello speciale di Ernestina che dalla fine del mondo è arrivata a Belluno, continuiamo con la seconda parte dell'intervista dove Roberto Padrin, il presidente della provincia di Belluno, ci accompagnerà a scoprire insieme le meraviglie ed eccellenze di questo territorio bellunese. Parlando anche di queste Olimpiadi, quali sono le strategie che si possono forse implementare per poter anche coinvolgere tanti giovani e penso anche i discendenti che stanno all'estero per poter partecipare in tutto questo grande movimento che sono le Olimpiadi del 2026? C'è spazio per loro o... Ma secondo me c'è spazio per tantissime persone, nel senso che c'è bisogno di tanti volontari, ma anche di tante persone che possono aiutare, sia dal punto di vista della sicurezza, dei controlli, eccetera, eccetera, un evento così grande e che coinvolge così tante persone. Quindi devo dire che le disponibilità e le possibilità ci sono per tutti. Sicuramente verranno comunicate attraverso degli avvisi, in modo che tutti siano al corrente di quelle che sono le esigenze che la manifestazione dovrà avere. Quindi da questo punto di vista penso che coinvolgeremo e cercheremo di coinvolgere tutti. Ecco, parlando un po' di giovani, si sente spesso questo fenomeno della montagna che si sta spopolando, che ci occorrono i giovani, e so che è anche un tema che ti preoccupa e che ti occupa. Cosa può offrire, forse possiamo dirlo ai tanti nostri discendenti di bellunesi, di veneti che ci stanno sentendo e che stanno pensando forse di fare un ritorno alle radici, come questo famoso turismo delle radici. Cosa possiamo dire ai giovani? Qual è forse il tuo messaggio a loro per dire venite qui in provincia di Belluno? Cosa sono le possibilità che può offrire la provincia? Sappiamo che ha panoramiche bellissime, lo sappiamo anche di prima mano, ma cosa può offrire la provincia? Ma io penso che dal punto di vista del mondo del lavoro la provincia di Belluno sia quella che può garantire veramente lavoro per tutti. Soprattutto abbiamo dei settori come quello dell'occhialeria, ma anche l'intero manifatturiero che ha delle eccellenze di aziende qui nel nostro territorio. Siamo veramente fortunati e ringraziamo questi imprenditori che continuano ad investire qui da noi. Quindi le opportunità sono grandissime anche per chi viene da fuori. Forse anzi il nostro deve essere veramente un appello affinché veniate in Italia, veniate in provincia di Belluno a lavorare. Abbiamo un problema che però dobbiamo cercare di risolvere, che è quello degli alloggi e delle abitazioni, perché spesso e volentieri poi non riusciamo a garantire a queste persone che vengono da fuori la possibilità di alloggiare. Quindi lì stiamo cercando di trovare delle strategie che possano permettere a queste persone che vengono da fuori a trovare alloggi. È un aspetto importante perché anche i tanti nostri soci di bellunesi nel mondo ci chiedono come possiamo fare, uno cerca di dare assistenza ma a volte, come dici tu, si complica in quell'aspetto. Parlando di eventi importanti, come abbiamo già parlato delle Olimpiadi del Giro d'Italia, tra poco ci sarà un evento importantissimo che ha come protagonista una figura molto cara al territorio. Tra poco sarà la beatificazione di Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I, che questa volta sarà un Papa italo-argentino come Francesco, il nostro Jorge Mario Bergoglio, italo-argentino come me, come tanti dei nostri ascoltatori, che beatificherà un Papa bellunese, come le mie radici, come anche tanti di quelli che ci stanno sentendo su Radio ABM. Grazie a un miracolo di una ragazza argentina, Candela Giarda, la provincia si sta preparando per questa beatificazione, ci sono degli eventi, verrete a Roma, ci può raccontare un po'? Questo penso che sia uno dei più sentiti eventi che abbiamo qui nel nostro territorio, perché la figura di Papa Luciani è una figura che è cara a tutti. Guardate, mi vengono i brividi ogni volta che ne parlo, perché nonostante io avessi 8 anni quando lui è diventato Papa, comunque ne ho un ricordo di una persona dolce, cara, molto vicina alla gente, quindi un po' come Papa Francesco, devo dire la verità. Sotto alcuni punti di vista gli assomiglia. Purtroppo ha avuto una vita così breve di 33 giorni che ha lasciato un grandissimo vuoto. Ora con questa beatificazione, grazie a questa ragazza argentina, devo dire che potremo ridare a questa figura una sua ancor più grande, diciamo così, autorevolezza e grande riconoscenza. E lo faremo con questo evento che si terrà proprio in piazza Vaticano, Piazza San Pietro il 4 di settembre. Sono previsti pellegrinaggi della provincia di Belluno, adesso non so quante persone verranno giù, ma almeno 1 migliaio sono previste. Io sarò lì, ci sarai anche tu, ci sarà anche il presidente della BM Oscar De Bona, e sarà un momento penso molto forte dal punto di vista delle sensazioni che proveremo.
Poi ci sarà un grande altro evento previsto 2 giorni, il 10 e 11 settembre, proprio a Canale d'Agordo, che avrà il momento clou proprio con una Santa Messa a Canale d'Agordo, dove ci sarà il Patriarca di Venezia, ci saranno vescovi, insomma sarà un momento in cui ci sarà nel nostro territorio, diciamo così, una sorta di beatificazione nostra. Quindi devo dire che ci stiamo preparando tutti con grande attenzione, con anche trepidazione, perché questo, ripeto, come ho detto prima, è un evento molto sentito da tutto il nostro territorio. Sì, speriamo sia anche una bella giornata, che Papa Luciani ci possa guidare al cielo. Tu fai tante cose, sei il presidente della provincia, dell'intera provincia di Belluno, sindaco di Lungarone, anche giornalista, e sei un giocatore di calcio. Ex. Beh, sì, ma comunque sempre nel cuore. Siamo fuori dalla Coppa, mi dispiace. L'Italia non giocherà a Qatar, mi dispiace dirlo. Come italo-argentina, visto che già non puoi tifare per l'Italia sfortunatamente, ti devo dire, hai già un preferito, sai chi vincerà, Cioè, per chi tifi? Devo tifare Argentina? Sì, assolutamente, qui in camera compromesso. Bene, allora tiferò Argentina. Ma lo dico non, io sono appassionato di calcio, sono un grande tifoso del Milan, questo devo dirlo, mi farò dei nemici perché purtroppo mi dispiace. Sai, il tifo è tifo e quello non si può cambiare. L'Italia ha vinto gli europei e quindi è stato forse uno dei momenti più alti della storia calcistica, soprattutto di questi ultimi anni sicuramente. Purtroppo però poi ha fallito la qualificazione ai mondiali, devo dire anche un po' per sfortuna, perché abbiamo sbagliato 2 calci di rigore in 2 partite importanti che avrebbero sicuramente cambiato il tutto. Per noi è grave, è una mancanza anche che si fa sentire penso nel mondo del calcio, sì. perché l'Italia comunque ha vinto 4 campionati del mondo, quindi devo dire che siamo sempre dei leader da questo punto di vista. Sarà un mondiale molto equilibrato e sempre davanti ci sono le solite nazionali, c'è la Germania, c'è il Brasile, c'è sicuramente l'Argentina tra i favoriti, c'è la Francia. Speriamo. Insomma sarà un mondiale anche questo molto equilibrato e vedrà come sempre che vinca il migliore. Poi quest'anno è un po' anomalo perché si gioca nel periodo invernale qui italiano, quindi tra novembre e dicembre, e questa sicuramente è una novità assoluta e questo potrebbe anche creare delle sorprese. Sì, speriamo vinca il migliore, speriamo sia l'Argentina certamente, tifiamo per quello. Tu sei anche, se non sbaglio, il capo della nazionale dei sindaci, vero? Sono, insomma dai, come tra i giocatori più forti, come si può dire. Più bravi. Anche se l'età ormai avanza e quindi sicuramente fra poco non lo sarò più, perché devo fare i conti con i miei 52 anni, ma devo dire che quella è un'altra esperienza bellissima. Poi quest'anno il 17 di settembre vicino a Bergamo festeggeremo i 20 anni della Nazionale Italiana Sindaci, quindi sarà una grandissima festa dove parteciperanno tutti i sindaci che hanno fatto parte di questa squadra e affronteremo la Nazionale Italiana Attori. Poi abbiamo un altro evento bello qui a Treviso dove ti invito, che quindi è molto vicino, il 15 di ottobre, e poi quest'anno forse chiuderemo con una partita contro la Nazionale Italiana Cantanti. Stiamo mettendo in piedi un bel programma, devo dire che è un po' la mia passione finché il fisico regge e finché sono sindaco ancora per 2 anni almeno, insomma ne faccio parte con orgoglio e sono felice ovviamente di questa bella esperienza. Ecco, tifa per qualche squadra argentina, per caso conosce qualcuna o no? Ma penso che la squadra più famosa sia il Boca, giusto? Ecco, sì. Anche perché tutti si ricordano questo stadio, la Bombonera, dove la gente quando un giocatore segna un gol sembra che la gente vada in campo con tutti che vanno verso il campo, una cosa penso molto emozionante. Sinceramente non ho mai visto una partita in Argentina e mi piacerebbe vederla perché penso che Argentina, come anche il Brasile, il calcio è vissuto come uno sport molto molto... Anche abbiamo calciatori di eccellenza a livello mondiale come Maradona, Messi, che sono famosi dappertutto. Sa che il contrario di Boca è la squadra di River. Il River Plate. Ecco, bravo! È quando c'è il super classico e sono 2 squadre che hanno origine italiana. Boca si conosce che nasce in questo quartiere della Boca e anche quelli tifosi di Boca vengono chiamati Ceneices.
che in dialetto genovese vuol dire genovese. Questo non lo sapevo. Bene. Ecco, beh, sono contenta di River? rappresentare l'Argentina. No, River ha avuto anche delle origini italiane, ma sì, entrambi sono locali, sono nati lì, ma Boca ha origine italiana, sia River che Boca, ma Boca è la cornice del quartiere della Boca, che questo è stato uno anche un grande luogo della comunità italiana all'inizio, ma sto parlando degli inizi della immigrazione italiana in Argentina, fine 1700-800, quindi è un posto turistico molto bello che è anche Caminito. Ed era la squadra di Maradona, no? Boca? Sì, esatto. L'ha anche allenata, mi pare, giusto? Sì, sì. E anche questo Caminito, che forse tanti nostri ascoltatori che hanno visitato l'Argentina ricordano, una strada dipinta di tanti colori come le case, che l'avevano editato delle persone che andavano nelle barche naviganti, che per tornare un po' come Genova, che ha tanti colori, anche Murano e Burano, che hanno questi colori bellissimi. Certo. Rimane un po' quella tradizione e oggi è un punto turistico indiscutibile. Tu sei stato in Argentina? Mai. Devi assolutamente visitarla. Devo venire, sì. Sì, alla fine. Ma devo dire che se non ci fosse stata la pandemia, noi siamo, la città di Longarone è gemellata con Uruçanga, che è una città del Brasile, dello stato di Santa Caterina, e sono già stato 2 volte lì, e sono stato alle cascate di Iguaçu, sì, ecco, che mi pare siano un po' il confine tra Brasile, Paraguay e Argentina. Ecco, e quello è il punto più vicino dove sono venuto in Argentina. Però devo spingere, perché quella volta, devo dire la verità, nel 2017 i miei concittadini hanno fatto un viaggio di 2 settimane e hanno trascorso una giornata a Buenos Aires. Io purtroppo sono dovuto rientrare prima e quindi non sono venuto. Beh, sono certa che piacerà tantissimo sia la città di Buenos Aires, questo centro storico, che anche tutto il paese, particolarmente la città di Bariloche, che ricorderà è stato lì il primo capraro bellunese di Castión, certo, che ha praticamente fondato quella città, ha dato vita, e oggi è un importante centro turistico. C'è tanta impronta bellunese anche nella zona di Mendoza con i vini, quindi veramente c'è tanta impronta veneta e bellunese in Argentina. Presidente, veramente un piacere. Prima di salutarci chiediamo, se possibile, se puoi inviare un saluto per tutti i bellunesi veneti nel mondo che ci stanno sentendo ora qui su Radio ABM. Beh, intanto io ringrazio Ernestina dell'intervista che mi ha fatto e di questa possibilità di salutare tutti i bellunesi veneti che sono sparsi nel mondo. Penso che siano un patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Devo dire che ogni volta che un bellunese viene nei vostri territori resta incantato soprattutto dell'accoglienza che riceve. Io nei miei viaggi che ho fatto in Sud America, devo dire, questo mi è rimasto nel cuore. Quando tornavo a casa non riuscivo a non piangere, perché c'è un sentimento di attaccamento alla terra dei propri avi talmente forte che quindi ci fanno sentire in famiglia. Io mi auguro che noi riusciamo allo stesso modo ad accogliere i bellunesi, i veneti che magari tornano a trovarci per un breve periodo allo stesso modo, cosa che sicuramente non è facile. Quindi a voi tutti vi auguro veramente una vita piena di gioie, di soddisfazioni. Noi siamo qua, vi aspettiamo e mi auguro magari un giorno di venire a trovarvi. Sarebbe per me bellissimo poter incontrare questi bellunesi sparsi nel mondo che hanno una grande famiglia, che è l'Associazione Bellunesi nel Mondo, che anche quello è un grandissimo patrimonio e che permette di mantenere questi contatti vivi per sempre. Ecco, bellissimo messaggio. Possiamo dedicare uno specialmente ai giovani discendenti di bellunesi e veneti che ci stanno sentendo ora? Forse, non so, un invito a venire qui in provincia di Belluno? Ma chi magari si trova in difficoltà, che fa fatica a trovare lavoro nelle vostre terre, l'invito è di venire qui sicuramente, se c'è voglia di fare, si può trovare lavoro, perché abbiamo il tasso di disoccupazione forse più basso sicuramente del Veneto, ma anche di gran parte dell'Italia, come dicevo prima, grazie a lungimiranti imprenditori che possano dare lavoro. Noi ci impegniamo a cercare di trovare gli alloggi che sono indispensabili perché voi possiate vivere qui. Qui si vive, penso, abbiamo una qualità della vita che è tra le migliori del nostro paese, certificata anche dai dati che annualmente ci vengono comunicati. È un paese sicuro, è un paese dove si mangia bene, dove si vive bene e dove c'è anche un clima, penso, ideale. Ecco, Presidente, ti ringrazio tantissimo per questo spazio che ci hai dato, sei un uomo impegnatissimo, quindi per noi è importante poter avvicinare queste novità ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in tutto il mondo su Radio ABM, e vi invito per una prossima intervista dove continueremo a raccontare tanti progetti della provincia di Belluno. Anche se volete rivedere le nostre puntate, e faccio anche l'invito a te Presidente, di visitare le reti sociali di Bellunesi nel mondo, anche le mie personali, potete trovare su YouTube Migranti TV, dove potete vedere tutte le nostre puntate e tutto il materiale. Intanto io vi saluto da qui, ma non dalla fine del mondo, come dico sempre, ma questa volta dalla fine del mondo, ma Belluno.
Quindi vi aspettiamo prossima settimana e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ciao a tutti! Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.